I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. TGR, giornale radio della Lombardia. Non si smette di morire sul lavoro, ancora una vittima nel Bresciano, un giovane operaio muore folgorato su un traliccio. Sciopero nazionale dei mezzi pubblici, possibili problemi a Milano per ATM e nell'Interland per Movibus. Nuovo tonfo dell'Olimpia Milano in Eurolega, sconfitta in casa dai lituani del Kaunas dopo essere stati in vantaggio per 27 punti. Venerdì 18 ottobre la Chiesa Cattolica celebra San Luca. Il 18 ottobre del 1931 veniva inaugurata la strada statale Gardesana Occidentale, fortemente voluta da D'Annunzio. E questa è una notizia curiosa. Buongiorno da Maxia Zandonai in studio con Valentina Fizzotti. E adesso la situazione sulle strade. Da Radio Traffic, Claudia Mangano. Ben trovati all'ascolto. Sulla 8 Milano-Varese per incidente segnaliamo code tra Fiera Milano e la barriera di Milano Nord in direzione Varese. Per lo stesso motivo incolonnamento. Ben trovati all'ascolto. Sulla 8 Milano-Varese per incidente segnaliamo code tra Fiera Milano e la barriera di Milano Nord in direzione Varese. Per lo stesso motivo incolonnamenti si registrano sulla tangenziale nord di Milano tra l'allacciamento con la 4 e Sesto San Giovanni in direzione dell'innesto con la tangenziale est. E sempre per incidente si rallenta anche sulla Milano-Meda tra Paderno e Cusano in direzione Milano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto. E le previsioni del tempo del Centro Geofisico Prealpino di Varese, Paolo Valisa. Un vortice depressionario avanza dalle Baleari verso l'Italia, richiama correnti miti meridionali che portano l'umidità del Mediterraneo a ridosso delle Alpi con nuvole e piogge. Quindi le previsioni per la giornata: cielo coperto, nelle prime ore del mattino ancora piogge diffuse, in attenuazione a partire dalla pianura padana. Nel pomeriggio solo qualche pioggia isolata oppure asciutto e forse anche qualche schiarita più ampia verso sera. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, massime tra 16 e 18, sulle Alpi zero termico verso 2800 metri. Domani sabato cielo molto nuvoloso, con piogge che interesseranno nuovamente dalla mattinata la Lombardia orientale e la pianura padana, spostandosi via via verso ovest nel pomeriggio. Sul Varesotto e verso il Piemonte potrebbero arrivare solo in serata, neve sulla Valtellina oltre i 2500 metri. Domenica cielo nuvoloso, deboli piogge al mattino, poi nel pomeriggio asciutto e schiarite sulla Lombardia orientale, massime attorno ai 17 gradi. A tutti auguro una buona giornata e un buon fine settimana. Il Gazzettino Padano. Un giovane operaio folgorato mentre lavorava su un traliccio dell'alta tensione, ennesima tragedia sul lavoro ieri pomeriggio a Bagolino nel Bresciano. Era al lavoro su un traliccio dell'alta tensione in quota quando una violentissima scarica elettrica l'ha colpito. All'arrivo dei soccorsi l'operaio, 27 anni di origine peruviana e residente a Firenze, era già in condizioni disperate. È morto durante il trasporto in elisoccorso agli ospedali civili di Brescia. L'incidente a Ponte Caffaro di Bagolino. La vittima lavorava per una ditta specializzata in grandi opere e manutenzione di alta tensione. È solo l'ultima vittima sul lavoro in regione. Brescia è prima per numero di morti tra le province lombarde, 22 nei primi 7 mesi di quest'anno, erano 19 nello stesso periodo del 2023. Oltre un incidente mortale sul lavoro su 5 in Lombardia accade in provincia di Brescia, che è seconda per incidenza di infortuni mortali sul numero di occupati, con il doppio dell'indice medio regionale. Non sono infortuni mortali, qui l'INAIL registra 2 incidenti ogni ora. I sindacati parlano di emergenza continua. Importante, dicono, tenere alta l'attenzione su un problema drammatico che nel Bresciano ha dimensioni senza pari ad altri territori lombardi. Alice Monni, TGR Lombardia. Possibili problemi oggi per chi si muove con i mezzi pubblici. Lo sciopero riguarda ATM a Milano e Movibus nell'Interland. Disagio in vista per lo sciopero di oggi del trasporto pubblico locale. L'agitazione è nazionale ed è stata proclamata dal sindacato di base AL Cobas. A Milano sono interessati metro, bus e tram gestiti da ATM, non è invece coinvolta Trenord. I mezzi potrebbero non circolare dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. Ripercussioni ci saranno, con orari leggermente diversi per il servizio della funicolare Como Brunate. Si tratta del 10° sciopero dei mezzi nel 2024 a Milano. Nei 3 proclamati dalla sola AL Cobas l'adesione, secondo i dati di ATM, è stata tra il
17 e il 19% dei lavoratori. Molte le motivazioni dell'agitazione, tra le principali la protesta contro le limitazioni al diritto di sciopero, la richiesta di abolire gli attuali accordi sulla rappresentanza sui luoghi di lavoro, un salario minimo da 1.600 euro e adeguamenti degli stipendi all'inflazione. Fuori da Milano potrebbero essere interessate anche altre linee locali. Oggi protestano anche i lavoratori di Movibus, che serve diversi comuni dell'area ovest della provincia di Milano. Lo sciopero, indetto da USB Lavoro Privato, sarà dalle 16 alle 20. Fabrizio Patti, TGR Lombardia. Sono stati arrestati per omicidio volontario il marito e un parente del titolare di un bar di Milano. Ieri all'alba hanno ucciso a forbiciate un ladro che stava portando via dei gratta e vinci. Le forbici abbandonate a terra a pochi passi, gratta e vinci, quel che resta del tentato furto al bar di via Giovanni da Cermenate alla periferia sud di Milano. È lì che ieri mattina è stato ucciso Eros Di Ronza, 37 anni, un passato turbolento con precedenti per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, lascia 3 figli piccoli. Era ancora buio quando ha scassinato la saracinesca ed è entrato nel bar. Ho sentito una sirena verso le 3 di stanotte e basta. L'allarme ha svegliato i proprietari, una famiglia cinese che vive sopra il locale. Sono scesi in 2, il marito della titolare e il nipote. In mano avevano le forbici. È con quelle che è stato ucciso Di Ronza, colpito una ventina di volte, prima nel locale, poi fuori mentre scappava. I 2 baristi sono stati arrestati per omicidio in concorso. Simone e Ciro Giordano, il loro legale. Li conosco bene, non sono persone rabbiose, violente, sono ancora sconvolte da quanto è accaduto e non hanno neanche contezza, credo, di quanto rischino. Identificato anche il 48enne che era con Di Ronza, avrebbe fatto da palo durante la rapina e indagato per tentato furto. Roberta Di Matteo, TGR Lombardia. Continua a Milano l'inchiesta sugli ultra delle curve di San Siro, fermato Daniele Cataldo, braccio destro del capo della tifoseria rossonera Luca Lucci, già in carcere. Cataldo è accusato di un tentato omicidio di 5 anni fa. Fermato per strada da ieri a San Vittore, Daniele Cataldo, ultra rossonero, precedenti per droga e rapina, braccio destro del capo della curva sud, Luca Lucci, è il presunto autore del tentato omicidio 5 anni fa di Enzo Anghinelli, anche lui ultra del Milan. La mattina del 12 aprile 2019, Anghinelli, 2 condanne per traffico di droga, è in auto, ferma al semaforo in zona Porta Romana. 2 persone in scooter gli sparano 5 colpi di pistola, 2 proiettili lo raggiungono allo zigomo, si salva per miracolo. Per la procura il mandante è Luca Lucci, arrestato il 30 settembre, indagato anche per concorso in tentato omicidio, oltre che per associazione a delinquere nell'indagine della DDA di Milano che ha decapitato i vertici degli ultra di Milan e Inter. Un agguato per contrasti all'interno della curva sud. Ieri intanto il centrocampista nerazzurro Cialanoglu, sentito come testimone nell'inchiesta sulle infiltrazioni criminali nelle curve, ha ammesso di aver incontrato i capi ultra interisti Marco Ferdico e il boss Antonio Bellocco, ma ha negato di aver cenato con loro. Rapporti personali, ha spiegato, nonostante le raccomandazioni del club di evitare contatti con gli ultra. Elena Scarrone, TGR Lombardia. Lo sport con l'Eurolega di basket, incredibile sconfitta dell'Olimpia Milano ieri sera al Forum contro i lituani del Kaunas, avanti di 27 lunghezze a 26 minuti dalla fine c'è stato un blackout improvviso. Milano concede 50 punti in un quarto d'ora e perde 82-85, secondo KO in 48 ore dopo la batosta del Pireo contro l'Olympiakos. Durissimo l'allenatore Messina. Siamo stati una barzelletta, ha detto a fine partita, una roba immonda, dobbiamo scusarci per questa prestazione. Molto molto duro. Siamo alla rassegna stampa. In apertura su tutti i quotidiani l'inchiesta sugli ultra della curva sud dell''Ndrangheta con l'agguato di 5 anni fa al rivale dell'ex narcotrafficante Anghinelli per il dominio sugli spalti. Ampio spazio anche al delitto di via Cermenate, da avvenire ladro ucciso a colpi di forbice per un pugno di gratta e vinci. E dalla prima pagina del giornale di Brescia la tragedia che vi abbiamo raccontato in apertura. Operaio di 27 anni rimane folgorato su un traliccio, il giovane peruviano colpito da una scarica mentre lavorava a Ponte Caffaro.
Dal Giorno, Milano Metropoli, Ambrogini attrazione politica, spunta il nome di Enrico Berlinguer per le civiche benemerenze. La candidatura dell'ex segretario del PC, morto 40 anni fa, è stata proposta dal web. Grande medaglia d'oro per l'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, che compie 90 anni. Ancora Milano, Repubblica, via Monte Napoleone senza auto, il comune ci riprova. Cambiato il progetto dopo la bocciatura arrivata dal Ministero di Salvini, ZTL fra 5 mesi. E poi emergenza casa, le tende dei migranti accampati nel giardino. Il gruppo è arrivato dopo l'incendio nel palazzo che avevano occupato. Sul Corriere della Sera, pagine di Milano, la città del lusso, gli ospiti delle stelle, 4 nuovi superhotel e altri apriranno a breve. Chi arriva a Milano vuole gustare lo stile della vita milanese. Ancora restando al lusso, da Como, prezzo raddoppiato in un anno, nessuno vuole Villa Ferragnez, la gente 10 milioni trattabili. E adesso per la prealpina sentiamo il direttore Silvestro Pascarella. Aggredito da una gang di 5 ragazzi che gli vogliono portare via il computer. È successo su un treno nel tratto tra Albizzate e Gallarate. Ci racconta l'episodio la mamma dello studente finito nel mirino della banda di coetanei, che è stato medicato al pronto soccorso. Per fortuna nulla di grave. Questa è la storia con cui apriamo il giornale di oggi. Poi parliamo di una Varese allagata dopo le piogge insistenti di ieri e del primo consiglio provinciale dopo le elezioni per il rinnovo di 2 settimane fa, ma il presidente resta Marco Magrini. Infine una storia curiosa è quella di un fagnanese che riceve la multa relativa a una Mercedes in provincia di Salerno, ma lui ha una Toyota e in quella data si trovava a casa. Probabilmente si tratta di un caso di targa clonata. Grazie a Silvestro Pascarella, direttore della Prealpina. Dall'Eco di Bergamo, dalle banche di credito cooperativo, 100.000 euro per gli alluvionati del 9 settembre. E dal cittadino di Lodi, Casale, terzo assalto a una farmacia. Federfarma lancia l'allarme, l'ultimo episodio mercoledì notte dopo i colpi a Lodi e Corno Giovine. La provincia di Lecco, incidenti nel Lecchese, più morti in Brianza. Lecco cittava in parziale controtendenza rispetto al resto della provincia. La provincia pavese è la città dei laureati dati Istat Pavia, è la prima in Italia nella fascia 25-49 anni. Ed era il nostro ultimo titolo, grazie per la cortese attenzione, una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio della Lombardia. Rai Radio 1, la tua finestra sul mondo.